Ciao, ciao Europa League, ciao, ciao Europa League, ciao. Buonasera ragazzi, hola amigos, sabuadio. Vabbè, paradossale dire si sapeva già, però credevamo che si potesse effettuare sta remontata. Ragazzi, niente, Napoli 0, Arsenal 1, gol di Lacazette, che qua in portoghese significa sti cazzi, veramente, non sto scherzando. Cassette significa coglioni, no? Da là cassette. Ci ha fatto servizio al 36esimo. Vabbè, che dire della partita, ragazzi? Io me la sono sentita per radio e stavo al lavoro. È stata una partita inizialmente equilibrata sotto l'aspetto difensivo, che loro ci attaccavano e noi ci stavamo difendendo bene. Qualche contropiede, qualche azione come al solito mancata, azione pericolosa da gol che i nostri ci stanno da fare. Qua ci vuole qualcuno che la sappia mettere dentro, Cavani, Higuain, poi c'è rimasto Hamsik che più o meno era, ma Mertens ormai ne fa un golletto ogni tanto pesante, però lo fa raramente. Milik fa gol leggeri, ma più spesso. A noi c'è uno che fa gol pesante con più frequenza. E c'è Steve Cavani, c'è Steve Higuain. Addio. Qua siamo ritornati all'epoca che ne abbiamo un bomber, ma un Calaiò, chi ci sei più, non mi ricordo nemmeno. Ma un Schwok pure che qua ci vuole uno che fa gol a valanga, va? Non mi viene una parola, non mi veniva una parola, valanga, ci vuole uno che fa, perché le azioni di gol le creiamo, soprattutto in campionato, abbiamo creato tante di quelle azioni da gol, poi abbiamo pigliato pala, miracoli dei portieri, pallonata in faccia, portieri, ma spesso e volentieri ne pigliamo proprio alla porta. Io penso ci vuole un attaccante di spessore che sappia segnare, pure se non... pure un Filippo Inzaghi, lo ricordate? Un Paolo Rossi che segnavano solo alla fine, erano uomini d'area di rigore, ma non facevano niente questo ci vuole nel Napoli, questo ci vuole nel Napoli. Non ci vuole Milik, Insigne, Mertens, ci vuole uno e loro, sì, Insigne, Mertens con gli assist, ma ci vuole uno che sappia solo segnare, Non me ne importa che poi non fa più un cazzo durante la partita. Sto parlando tipo un tipo come Icardi o pure un Zeco, che comunque Zeco ogni tanto fa qualcosa. Ma ci vuole uno che sta là solo per segnare, perché il resto fanno tutto quanti lo fanno buono. L'importante è che qualcuno sappia mettere il pallone in porta, nella rete. Questo ci è mancato quest'anno. L'anno scorso pure ci mancava, però Sarri si inventò Mertens e Mertens come novità sia per lui che per gli avversari fu una novità così sorprendente, così azzeccata, faceva gol capà. Ma mo ormai si hanno imparato, ormai mo carta conosciuta, mo ci vuole uno di spessore che sappia segnare, un numero 9 che sappia segnare. Oh, portane pure un numero 71, non ci importa proprio. Vabbè, comunque Napoli che esce per la prima vera occasione che hanno avuto loro, che poi alla fine è stata una punizione che forse non c'era neanche, che a noi non ce l'hanno data, di cui c'era anche un'espulsione per ultimo. Vabbè. Ragazzi, niente.
gol su punizione, un po' colpi di Meret a barriera, il suo che a palo era suo, ma poi ha fatto un miracolo Meret dopo, insomma non si può dire niente al ragazzo che deve solo crescere. Ma l'anno che bene, non voglio vedere più, già ho dato i miei nomi negli scorsi video, non voglio vedere più quei paio di elementi. Poi se ci stanno un altro paio di elementi che se ne vanno, perché vengono più forti ancora. Sto parlando di un centrocampista e di un attaccante di spessore. Ragazzi, casa parla di Insigne che se ne va, pianta, ci sono stati fatti dei fischi. Sinceramente io non li condivido perché comunque è il ragazzo che dà l'anima quando gioca, si vede. Poi ogni tanto fissi non so da soli, ma è scugnizza io. I scugnizzi non hanno la disciplina degli svizzeri. Quindi è normale pure, cioè Napolitana giudica Insigne quando poi è lui lo stesso che magari è entrato senza pagare il biglietto. Cioè, capite ragazzi, uno sciugnizzo napoletano è così, una poca furbastra. Si Insigne pure fa cose che magari danno fastidio, come le fa il presidente, ma sono due cose positivissime nella nostra Napoli, nel nostro Napoli, quindi io spero che non se ne va Insigne. Se ne dovesse andare lui, se ne dovesse andare Mertens, se ne dovesse andare Alan, soldi che incasserebbe in Napoli, potrebbe prendere giocatori di spessore. Però parleremo degli altri video. La partita voglio solo concludere dicendo questo: siamo usciti fuori. Io faccio un applauso ai nostri ragazzi, è stata sbagliata la prima partita. Perché questa qua sì, è vero, le persone zero, ma dopo il primo gol ormai la buffa si doveva fare qualcosa prima. Nella partita di andata che è stata nettamente sbagliata, approccio, tattica, tutto. E vabbè ragazzi, non fa niente. I non colorati. I non colorati. I non colorati stanno festeggiando. Oh, campione d'Italia. Abbiamo perso la Champions League l'abbiamo perso la Champions League. La vincita la Champions League, è quello che facete, non la vincerete mai. Quando la vincerete? Quando noi vinciamo Scudetto, Coppa Italia e forse pure l'Europa League. Forse vi vincete la Champions League. Perché? Perché Dio è grande. Ed è tifoso del Napoli. Perché? Perché è azzurro, il cielo è azzurro. Ragazzi, sempre e solo. Forza Napoli, fate i bravi. Iscrivetevi al canale e lasciate il pollice all'insù. Un bacio, un abbraccio forte. Ci vediamo alla prossima partita di campionato. Mi sa che mi esce dall'Atalanta. Ciao ragazzi, sempre forza Napoli, coraggio, sempre forza Napoli, al di là del risultato.